Eder. Mech. Pallister. In TV si è consumato l'ennesimo capitolo dello scontro a distanza tra Sebastiano Visintin e Claudio Sterpin sullo sfondo del caso di Liliana Resinovic. Ospite della trasmissione Storie Italiane, Visintin è tornato a puntare il dito contro quello che definisce l'amico speciale della moglie, accusandolo di infangare il nome di Liliana e usando parole durissime. Secondo lui, Sterpin si deve solo vergognare per come parla di una donna che non può più difendersi. L'intervento arriva in un momento delicatissimo, a ridosso di un passaggio chiave in Cassazione e dopo la perizia di Cristina Cattaneo che ha rimesso al centro l'ipotesi di omicidio, archiviando di fatto quella del suicidio. In studio, mentre Visintin è presente, la conduttrice manda in onda una vecchia intervista di Claudio Sterpin. Nel filmato, l'uomo ripercorre le sue perplessità sulle condizioni in cui è stato trovato il corpo di Liliana il 5 gennaio, a 21 giorni dalla scomparsa del 14 dicembre. Sterpin insiste su un punto preciso. A suo dire, il cadavere sarebbe apparso troppo integro rispetto al tempo trascorso e al luogo del ritrovamento, in un'area boschiva in cui non mancano animali selvatici. Si chiede dove la donna si sarebbe potuta togliere la vita, come fosse possibile che fosse ancora vestita in modo ordinato e chi l'abbia portata nel punto in cui è stata trovata, sostenendo che non avrebbe potuto morire lì perché il corpo sarebbe stato rapidamente aggredito dai cinghiali. Nel suo ragionamento, Sterpin suggerisce quindi la presenza di una regia alle spalle, qualcuno che avrebbe gestito l'abbigliamento, la posizione del corpo e il trasporto fino al boschetto. In questo quadro riporta anche un passaggio che chiama in causa direttamente Sebastiano Visintin. Ricorda infatti quanto riferito dal fratello di Liliana, Sergio, secondo cui un anno prima dei fatti Sebastiano sarebbe andato da lui con una GoPro di modello precedente rispetto a quella poi sequestrata, chiedendo spiegazioni su come usarla. Per Sterpin questo dettaglio avrebbe dovuto spingere gli inquirenti a sequestrare tutta l'attrezzatura video e non solo la GoPro più recente, controllando ogni supporto e ogni registrazione disponibile. Rivendica il fatto che, a suo giudizio, molte affermazioni fatte da Visintin in sua difesa non sarebbero state verificate fino in fondo. Dopo la messa in onda di quel filmato arriva la reazione di Sebastiano Visintin, che sceglie di non entrare nel merito tecnico di ogni singola accusa, ma di colpire sul piano etico e umano. Dice di non avere nulla da condividere con Sterpin, di non volerlo nemmeno nominare come interlocutore e di essere interessato solo alla memoria di Liliana. Sostiene che l'amico della moglie stia usando il suo nome per continuare a esporla pubblicamente e che questo sia un modo di calpestare una persona che non può più replicare. Rivendica la loro lunga vita insieme, 32 anni di rapporto, e ribadisce che proprio per questo, a suo dire, nessuno dovrebbe permettersi di parlare di Liliana come se fosse proprietà altrui o ridurla a personaggio di un racconto sentimentale di cui non esisterebbero neanche prove concrete, come fotografie o tracce di una vera storia d'amore. L'affondo più netto è quello sul rispetto. Visintin sostiene che chi continua a presentarsi come amante di sua moglie manchi di riguardo nei confronti di una donna morta e che proprio per questo dovrebbe tacere, smettere di pronunciarne il nome e smettere di costruire pubblicamente una narrazione in cui Liliana non può difendersi. Il messaggio è chiaro. Per il marito il limite non è solo giudiziario, ma soprattutto morale, e Sterpin lo avrebbe superato da tempo. Il contesto in cui si colloca questo scontro televisivo è però ancora più delicato. Nel servizio viene ricordato che il giorno successivo, 18 novembre, la Cassazione è chiamata a esaminare un ricorso cruciale presentato dagli avvocati di Sebastiano Visintin. La difesa chiede che nell'incidente probatorio vengano inseriti nuovi elementi, in modo che l'attività in corso davanti al giudice per le indagini preliminari possa poi valere direttamente in un eventuale dibattimento. Non si tratta solo di questioni procedurali, ma di come verrà costruito il quadro tecnico su cui il futuro processo dovrà poggiare. Gli avvocati chiedono infatti che vengano ricompresi anche tutti i risultati di medicina legale, cioè le conclusioni dei 2 consulenti che si sono occupati del corpo di Liliana. Da una parte Fulvio Costantinides, che aveva lavorato sul primo esame, e dall'altra la professoressa Cristina Cattaneo, che con la nuova autopsia ha tracciato una ricostruzione diversa e molto più netta.
Sempre secondo quanto riassunto in trasmissione, la difesa di Visintin vorrebbe che anche il tema specifico della presunta aggressione subita da Liliana sia affrontato non solo dagli inquirenti, ma da un perito e da un giudice terzo, incaricati proprio di stabilire se ci siano segni compatibili con un attacco da parte di un'altra persona. Se la Cassazione dovesse accogliere questa impostazione, verrebbe nominato un consulente super partes per esaminare in modo autonomo la dinamica, dando un peso decisivo alla perizia ulteriore rispetto a quelle già depositate. Sul piano scientifico, la svolta che pesa su ogni parola detta in TV è proprio la perizia firmata da Cristina Cattaneo. In quel documento viene esclusa in modo chiaro la tesi del suicidio. Il lavoro della famosa medica legale descrive infatti un quadro in cui tutte le evidenze tecniche disponibili convergono verso un'unica direzione, quella di una morte violenta provocata da una soffocazione esterna diretta. Non un malore improvviso o una volontà autodistruttiva, ma una dinamica omicidiaria che avrebbe richiesto l'intervento di almeno un'altra persona in grado di immobilizzare e privare Liliana dell'aria fino al decesso. Questa conclusione ha cambiato la rotta dell'inchiesta. La ricostruzione di Cattaneo ha portato a considerare definitivamente superata la versione iniziale che ipotizzava un gesto volontario e ha rilanciato le indagini sulla responsabilità di terzi. In questo quadro Sebastiano Visintin resta l'unico indagato e ogni sua apparizione pubblica, ogni frase su Sterpin, ogni risposta alle accuse entra a far parte di un copione più ampio che non è solo televisivo, ma pesa nel dibattito pubblico intorno al caso. Allo stesso tempo, le dichiarazioni di Claudio Sterpin continuano a rappresentare una contronarrazione altrettanto forte, incentrata sul sospetto che il marito sapesse molto di più di quanto abbia ammesso e che il cuore della vicenda vada cercato dentro le mura di casa Resinovic. Il risultato è un confronto a distanza che si consuma da mesi tra studi televisivi, interviste e carte depositate, e che oggi appare ancora più acceso, proprio perché la giustizia è chiamata a un nuovo bivio. Da una parte c'è la richiesta della difesa di Sebastiano di ridefinire il perimetro tecnico dell'incidente probatorio. Dall'altra le accuse di Sterpin e le aspettative dei familiari di Liliana, che chiedono una verità chiara e definitiva su cosa sia accaduto quella mattina di dicembre e nei 21 giorni che separano la scomparsa dal ritrovamento del corpo. In mezzo c'è l'immagine di una donna che non può più parlare e il cui nome viene pronunciato ogni giorno da chi dice di volerla difendere e da chi sostiene di volerle rendere giustizia. In questo scenario, le parole pronunciate da Visintin a Storie Italiane, il suo invito a vergognarsi rivolto a Sterpin e il richiamo costante al rispetto per la memoria di Liliana sono molto più che uno sfogo di pancia. Sono il segnale di quanto lo scontro tra marito e amante sia ormai diventato uno dei fronti principali, anche mediatici, del caso Resinovic, in attesa che siano i giudici e non più i talk show a dare la prossima risposta decisiva. Costantinides contro Cattaneo. Chi vince? Guarda, ci sono due consulenze medico-legali che sono estremamente opposte una dall'altra. Costantinides dice che è morta poco prima del 5 gennaio del ritrovamento e che invece la dottoressa Cattaneo dice che è morta il giorno 14 e poi altre cose, che una è valida e una no. Per questo noi chiediamo che venga fatta una nuova, una dice questa sì, questa va bene, questa no. Come prosegue l'esperimento sugli zombie che si sta facendo in America? Non lo so, guarda che sono passati quasi 4 anni, mettiti nei miei panni. Sono 4 anni che io aspetto qualcosa, di sapere qualcosa, quando è morta, come è morta, perché è morta. Questo è quello che chiedo io. Perché sei venuto qua? Io poi sono venuto qua, ti dico, per parlare di Liliana, perché mi pare che di Liliana non gli frega niente nessuno. Cioè si parla di Sebastiano, di Sterpin, di quello, di quell'altro, della cugina. Parliamo un po' di Liliana, chi è Liliana, capisci? Io sono l'unico che ha vissuto con lei 32 anni. E sa cosa Liliana voleva, cosa gli piaceva, cosa amava, capisci? I rapporti che erano con la famiglia. E queste sono le cose che io voglio parlare. Altro. E allora parlaci di Liliana, su. Liliana è una donna meravigliosa,
meravigliosa, amava la vita, amava il suo lavoro, amava viaggiare, amava me. Eravamo 32 anni insieme, abbiamo fatto di tutto. Quindi Claudio si inventa tutto. Di questo non ne voglio parlare, abbiamo qua un avvocato, lasciamo. Vabbè, sei geloso, abbiamo capito. Questa è una cosa che io non posso saperlo, non lo sa nessuno. Però i messaggi ci sono. Queste sono cose che dovrebbero essere capite, viste. Io non sono in grado di poter capire, a me personalmente non mi interessa questo, assolutamente. Hai provato per anni a farti indagare e poi alla fine ce l'hai fatto. Cosa significa avere un avviso di garanzia? Avere un avviso di garanzia significa Cosa? Avere un avviso di garanzia significa essere colpevole. Quindi Claudio si inventa tutto. Sono parole sue. Io cosa posso rispondere a questo signore? Sono sue idee, sue pensieri. Io non ho niente a che fare, bisogna chiederlo a lui. Cioè, se uno dice delle cose, no? Cioè, il momento in cui lui dimostrerà certe cose, evidentemente con i miei avvocati vedremo di analizzare le cose. Ma sono veramente frutto della sua fantasia. Ancora oggi non sappiamo se lei si è suicidata e se è morta per mani di qualcuno. Non lo sappiamo. Questo aspettiamo. Quello sono venuto qua io a parlare di Liliana, per sapere, per capire cosa è successo a lei. I familiari di Liliana stanno facendo una vera e propria battaglia, adesso anche contro la youtuber a cui Sebastiano regalò il telefono e contro anche Molinari. Mi pare che i familiari di Liliana capiscono, sanno poco. Io ti posso dire una cosa molto importante, che comunque Liliana aveva grossi problemi ai denti e da 2 anni andava a Padova da questa clinica a farsi curare e mi diceva che ha grossi problemi perché non sanno in che maniera fargli queste protesi, queste cose, osteoporosi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.